A maggio nel comune in cui abito, ad Asolo, abbiamo avuto grossi problemi di alluvioni. Sono andato a dare una mano alle persone, ai miei vicini di casa, ho visto qual è la situazione, ho visto i danni che si generano da quel tipo di precipitazioni e ritengo che sia fondamentale prevenire quel problema, cercare di porre rimedio prima che si verifichino i danni. È questa la motivazione che ha spinto un semplice cittadino a candidarsi consigliere per il consorzio di bonifica Piave e a candidarsi per la prima fascia, ovvero quella di chi possiede una casa, un giardino, un orto, per i quali ogni anno gli arriva dal consorzio il vaglia da pagare. La prima fascia è composta di 199.000 contribuenti, persone che pagano il contributo e che hanno diritto quindi ad essere rappresentati all'interno del consorzio. Presenza quasi inesistente fino alle scorse elezioni, dove alle urne si è recato poco più dell'1% degli aventi diritto. Ma dopo quanto sta accadendo ad ogni temporale, secondo Lovisetto, la coscienza dei cittadini deve essere più attenta alla gestione di fossi e canali. Pagano per questo. Con il cambiamento climatico e i problemi idraulici che abbiamo tutti visto negli ultimi mesi, è fondamentale che il consorzio si occupi di mantenere dal punto di vista idraulico efficienti questi corsi d'acqua. Lovisetto appartiene alla terza lista attaccata dalla prima e direttamente dal presidente di Coldiretti Treviso, Giorgio Polegato. Cosa rispondete alla prima lista che dice che voi siete poco trasparenti? Ma è un argomento che mi interessa poco, mi appassiona poco a dire la verità, perché io sono una faccia nuova, non mi sto cimentando adesso per la prima volta in questo compito, in questa candidatura. Quello che mi appassiona è cercare di coinvolgere le persone che devono andare a votare il 15 di dicembre per essere rappresentati all'interno del consorzio. Intanto Acqua di Marca incassa anche il sostegno dal mondo ambientalista. Perché non rinnovare l'attuale dirigenza? Perché secondo noi non ha dimostrato la volontà di ascoltare le nostre richieste, che sono più volte state manifestate, lo vediamo sui numeri. Oggi il 90% dell'acqua del Piave viene prelevata dal consorzio di bonifica Piave, non scorre più nel fiume, di conseguenza muore la vita del fiume.